gnocco di malga io credo che sia il segreto proprio di una comunità. C'è una cultura dietro gli gnocchi, insomma, non è ognuno ha la sua strada, noi diciamo che siamo i migliori. modestamente. Ciao ragazzi, acqua, farina, monteveronese stravecchio, grana, una spruzzatina di ricotta affumicata, ma soprattutto burro. Tanto burro. Una cascata di burro. Ciao pipì. Eccoli, gli gnocchi sbattui della Lessinia o gnocchi di malga della Lessinia. Comunque li vogliate chiamare, siamo comunque nella montagna veronese, la Lessinia per l'appunto. Siamo a Val di Porro, oggi frazione di Bosco Chesanova, ma anticamente antico comune Cingro. E questa è la tradizionale festa degli gnocchi di malga che esiste ormai da circa una trentina d'anni. E quella che vedete qui alle mie spalle è la cucina dove vengono preparati gli gnocchi di malga sbattui. Perché sbattuti? L'aggettivo riprende la tecnica di lavorazione, perché si parte dalla farina a cui viene aggiunta progressivamente l'acqua e il cuoco deve continuare a mescolare energicamente, a sbattere l'impasto, da cui gnocchi sbattui o sbattuti, finché l'impasto stesso non diventa omogeneo, con la giusta densità e cremosità, ma non deve essere troppo denso o troppo liquido, altrimenti gli gnocchi non vengono, quindi ci vuole una certa esperienza. E poi l'ingrediente chiave di questi gnocchi è il burro. Burro di malga, burro comunque fatto in Lessinia. E anche lì occorre una grande esperienza e un occhio clinico per capire quando è il momento giusto per versarlo sugli gnocchi. Ma qui c'è l'esperto, certo. Ma il burro quanto deve cuocere? È fondamentale non sentire il profumo del burro. Un mastro burraio dice il burro non devi sapere che è burro. Perciò ci vogliono circa 2 ore. Dopo 2 ore il burro da bianco diventa trasparente e nel momento in cui diventa trasparente lì è il momento più importante perché lì comincia a bollire e quello è il momento giusto. Va messo sui gnocchi e poi lo vediamo. Però non deve cuocere troppo. Deve cuocere al punto di non diventare nero, un attimo prima. Lì è l'esperienza allora che... Lì il naso, ma l'esperienza e l'aiuto dei colleghi aiuta. Poi le critiche che arrivano, che devono essere sempre che buoni, meglio dell'anno prima. Tu sei responsabile del burro? No. Sei consapevole? Sì. Sono assolutamente non sono solo responsabile del burro, ma io assaggio tutti i piatti che escono. No, io assaggio tutti i vassoi che escono, un gnocco, perché deve essere cotto giusto, perché anche i gnocchi non devono essere cotti 3 minuti, altrimenti sono pesanti, devono essere cotti circa 12-15 minuti. Poi è fondamentale il formaggio, il grana deve essere buono e il grasso monte invecchiato deve essere buono. C'è una cultura dietro gli gnocchi, insomma, non è ognuno ha la sua strada, noi diciamo che siamo i migliori. Modestamente. Come nacquero gli gnocchi di malga della Lessinia? È un piatto povero che nasce dalla tradizione contadina. Perché? Era il piatto che si faceva quando le famiglie andavano in malga. Parliamo di decenni e decenni or sono. Si partiva dal paese, si svuotavano le stalle e la famiglia intera si trasferiva in alpeggio per almeno 3-4 mesi. E lì le vacche andavano al pascolo, si ricavava il formaggio, si ricavava quello che bastava per vivere per poi tornare a casa. L'acqua, la farina, il burro erano gli alimenti di facile reperibilità, alimenti poveri, quello c'era in sostanza. Era un piatto che garantiva la sopravvivenza e la sussistenza alimentare ed energetica, perché grazie al supporto calorico dato dal burro, questo permetteva di svolgere i lavori spesso pesanti che c'erano al di fuori della malga, come accudire le vacche al pascolo, sfalciare e quant'altro. Poi, come spesso succede, un piatto da tipico e di sussistenza diventa prelibatezza. E oggi qui a Val di Porro, in questa 3 giorni,
che sono alternate migliaia e migliaia di persone che vengono a gustare soprattutto questa tipicità, che parla della montagna veronese, della sua storia e della sua cultura legata alla malga e alla montagna. Una curiosità: i cuochi che vedete qui alle mie spalle sono quelli addetti alla preparazione degli gnocchi, poi là ci sono anche quelli che fanno la carne salata, insomma c'è un po' di tutto. Ma questo è un angolo particolare perché si rivela l'ingegno di queste persone. Questa è, diciamo, un'insaccatrice per i salumi che loro hanno adattato a fabbricazione di gnocchi, perché l'impasto viene inserito lì dentro e poi con una manovella il pistone viene spinto in basso, gli gnocchi cadono nell'acqua calda, un quarto d'ora di cottura e poi si procede con il formaggio, con il burro e con la ricotta affumicata. È ingegnoso anche il sistema di cottura che hanno adottato, anzi che hanno inventato loro, con queste vasche semovibili che permettono di non avere tempi morti, perché c'è una continua rotazione tra l'una e l'altra, in modo che c'è una continua cottura e un continuo versamento degli gnocchi che poi vengono conditi con il formaggio, il monte veronese, il grana, la cascata di burro, la ricotta affumicata per poi essere serviti. Se non facessero così, con la macchina a pistoni, con la cottura semovibile, dovrebbero mettersi qui in 50 a fare con l'antica tecnica del quintinio del cucchiaio, cioè quel cucchiaio che porziona uno a uno gli gnocchi. Dovrebbero mettersi in 50 e a fine serata, dopo migliaia e migliaia di piatti fatti, avrebbero un braccio così grande. Ma per fortuna sono in tanti, e questi tanti sono il gruppo 13 comuni. 13 comuni perché c'è tutta la Lessinia qui? No Stefano, non c'è tutta la Lessinia, però siamo in tanti provenienti da varie località, naturalmente 13 comuni, perché? Perché era Val di Porro era uno dei 13 comuni dell'antica, diciamo, territorio della Lessinia, e è un'associazione di Val di Porro, ma racchiude e riunisce persone che arrivano un po' da tutti i comuni della nostra grande Lessinia e che da sempre fa da collante appunto in una grande comunità che non ha confini sostanzialmente. Voi qui siete oggi per celebrare una delle vostre tipicità, che è lo gnocco sbattuo o gnocco di malga. Che cos'è per voi, al di là del piatto in sé? Allora, lo gnocco di malga io credo che sia il segreto proprio di una comunità, nel senso che dietro la preparazione dello gnocco ci stanno sì la tradizione ed il sapere che vengono tramandati da generazioni, ma soprattutto c'è una convivialità, la riunione di un gruppo attorno a un piatto, e questo negli anni sta tenendo, appunto, come ti dicevo prima, legata a una comunità che è fatta di un gruppo di giovani, ma che è diciamo affiancata da chi porta questo sapere, per cui anche noi che ci affaccendiamo nella preparazione della festa comunque siamo sempre affiancati dalla supervisione dei veci. C'è un altro aspetto, forse più importante di tutti, che merita di essere evidenziato. Gli gnocchi sbattuti della Lessinia non sono soltanto un piatto, una ricetta, rappresentano il portato di un'eredità culturale ben precisa, uno spaccato di identità territoriale che si riversa nel piatto, ma che in realtà esprime dei valori, una storia e una cultura profondamente radicati in questa parte della provincia di Verona, nella montagna veronese. Quindi quando si assaggia un piatto di gnocchi sbattuti, non è soltanto la fragranza e la prelibatezza della preparazione, è un ricordo di qualcosa che c'è stato, che c'è tuttora e che ci si augura possa essere mantenuto anche in futuro. Perché questo è un prodotto della memoria alla fine. È un prodotto della memoria, della tradizione, di una tradizione che non deve smettere e di una tradizione che deve continuare insieme a quelle che sono le attività che hanno sempre caratterizzato il territorio della Lessinia, in primis quello che è l'agricoltura e l'allevamento, perché non dobbiamo dimenticare che questo è un piatto che ha sempre contraddistinto quelle che sono le tipicità che anche per il bene di quello che è il paesaggio, che tutti siamo abituati a vedere, bisogna sforzarsi e fare di tutto per portare avanti. Quindi portare avanti lo gnocco sbattuto è non solo portare avanti un piatto, ma portare avanti un territorio e la ricerca di quella conservazione di attività che non possono non essere più specifiche della Lessinia. E che sono anche un po' a rischio. Io tra l'altro per mestiere sono un agronomo, per cui sono temi a me parecchio cari, e quindi io personalmente, ma tutta una comunità, cerca di fare di tutto per aiutare questo territorio a mantenersi tale. Sappiamo che le difficoltà sono tante, in questi anni ce ne sono state di svariate natura,
però non bisogna mollare.